A tutti voi ben trovati, siamo qui per un nuovo appuntamento, una nuova trasmissione su Telefriuli, Muoversi Conoscendo, che concentrerà la propria attenzione sul benessere dei cittadini over 65. Un appuntamento del lunedì e del mercoledì alle 13:10. Ne parliamo con i due ospiti che sono al mio fianco. Allora saluto Giovanni Barillari, assessore alla salute del Comune di Udine, grazie per essere con noi, e un saluto anche alla dottoressa Sara Ferrarese, laureata magistrale in scienze dello sport, che sarà colei che ci accompagnerà in questo percorso fatto di esercizi utili alla portata di tutti da poter fare in casa. Assessore Barillari, parto subito da lei. Da parte del Comune c'è sempre grande attenzione a questa fascia di popolazione, questa è l'ennesima conferma. Il Comune aveva posto questo tema fra i propri, argomenti qualificanti della propria azione durante il proprio mandato amministrativo, e quindi è chiaro che l'età over 65 peraltro rappresentata per il 24% nella nostra città, quindi vuol dire che circa 24-25 mila persone hanno più di 65 anni nella nostra città, e questo è il primo dato di partenza. Il secondo è che la prevenzione fondamentalmente è tutto, nel senso che la prevenzione è il nuovo strumento, il più utile peraltro a disposizione per poter promuovere la salute. Ma il tema che più sta a cuore a noi è il fatto di cosa vuol dire oggi salute. Salute, ce lo dice l'Organizzazione Mondiale della Sanità, non vuol dire soltanto mancanza di malattia, che è una definizione un po' diminutiva. Salute vuol dire perseguimento del benessere fisico, psichico e morale, e non soltanto pertanto assenza di malattia. E il modo per poter raggiungere e mantenere tutte le nostre fasce di popolazione, fasce d'età della nostra cittadinanza in salute, è sicuramente quello di poter promuovere corretti stili di vita, e l'educazione fisica, l'attività fisica e il recupero della propria integrità fisica sono cose straordinariamente importanti per i nostri, fra virgolette, anziani. Allora, Muoversi Conoscendo è un progetto organizzato dalla Polisportiva Lab con il finanziamento del Comune di Udine. Andiamo subito da Sara Ferrarese per capire concretamente che cosa verrà proposto ai nostri telespettatori. Durante le clip potrete assistere e partecipare a esercitazioni molto semplici da fare tranquillamente a casa, seguendo gli accorgimenti e le indicazioni da me indicate. Tutto questo ha lo scopo di avvicinare anche chi si era un po' distaccato in questo periodo dall'attività motoria al mondo dell'esercizio fisico, per recuperare uno stile di vita attivo e quindi sano. Ecco, Sara vi accompagnerà davvero negli esercizi attraverso, grazie alla televisione, questa opportunità verrà offerta a un'ampia fascia di popolazione, insomma ci auguriamo che tutti ne approfitterete. 5 minuti, appuntamento il lunedì e il mercoledì alle 13:10. Assessore Barillari, Muoversi Conoscendo, c'è il movimento, c'è l'attività fisica, accompagnata però anche a momenti così di riflessione, di approfondimento. Sì, ci saranno degli esperti di salute, fra virgolette, e di attività motoria, che ci potranno dare delle indicazioni per quel che riguarda i principali accorgimenti. Io ci tengo però a sottolineare il fatto che il mantenimento dell'integrità fisica, il benessere fisico, peraltro è uno degli strumenti più importanti e preziosi che noi abbiamo a disposizione anche per prevenire quello che è una piccola guerra sottaciuta, che è quella degli incidenti domestici. Gli incidenti domestici, cioè le cadute soprattutto dell'anziano in ambiente domestico, è un evento particolarmente grave che poi sappiamo può portare all'ospedalizzazione. Ecco, è stato dimostrato da studi scientifici cui ha partecipato anche la nostra università che mantenere uno stato fisico, un benessere fisico, è uno degli strumenti, è uno dei mezzi più forti che abbiamo a disposizione proprio per prevenire anche gli incidenti domestici, le cadute, soprattutto in ambiente domestico, e la famosa frattura di femore, che è una cosa assolutamente da cercare di evitare nei nostri anziani. Sara, un'ultimissima cosa prima di chiudere: le puntate vanno in onda su Telefriuli, si può guardarle e contemporaneamente fare gli esercizi, ma possono essere riviste, come? Assolutamente, trovate tutto al portale chespettacolo.info.
Quindi doppia occasione per chi ci sta seguendo per fare e rifare anche gli esercizi. Grazie allora all'assessore Barillari, grazie a Sara che quindi rivedremo prestissimo e a voi che ci avete seguito. Alla prossima, arrivederci.